abbiamo deciso di rinnovare già dalla grafica cartacea istituzionale nei nostri siti. Abbiamo eliminato quella C che io provocatoriamente, anche per sorridere un po', per sdrammatizzare, se no qua si prende sempre tutto sul serio, che sa di sovietico, di comunista, peraltro era scritta rossa, molto statica, vecchia, vetusta, e direi anche che non c'entra assolutamente nulla con il logo, l'effigie, ecco, del nostro comune, lo stemma araldico. La piccola Stalingrado padovana, così era conosciuta Cadoneghe prima delle amministrative 2019, cambia anche nei simboli. Il neoeletto sindaco del Carroccio, Marco Schiesaro, ha deciso di sostituire il vecchio logo comunale dalla grafica, a suo dire troppo sovietica. Si torna al colore scuro per la scritta posta al di sotto dello stemma araldico. Lo dico anche in modo anche un po' scherzoso, si è cercato di puntare molto sui messaggi subliminali. Abbiamo anche gli atri, diciamo, del nostro comune, ma i porfidi, i pali della luce, l'arredo urbano, tutto è rosso. La rivoluzione maggiore sarà dunque nel colore, e così Cadoneghe, la rossa, vedrà molto meno rosso, che in effetti è presente un po' ovunque in municipio e anche negli spazi pubblici. Maniglie delle porte rosse, sedie rosse, rivestimenti della sala consigliare, all'esterno scale, lampioni, panchine e cestini sempre rigorosamente rossi. Per il primo cittadino la città deve esprimere con i fatti il cambiamento emerso dalle urne, ma assicura, nonostante sia leghista, niente strisce pedonali verdi. Assolutamente no, però faremo le strisce pedonali e in campagna elettorale ho promesso dei passaggi pedonali moderni, più attuali, e soprattutto eliminare le tante barriere architettoniche che qui a Cadoneghe abbiamo, che impediscono magari dei ipovedenti o non vedenti di poter passare in sicurezza i passaggi pedonali, e a breve lanceremo un programma dove rifaremo circa una decina di passaggi pedonali.